pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'arresto di un 39enne per tentato omicidio. L'uomo è accusato di aver accoltellato un coinquilino nel loro condominio nella zona sud di Messina a seguito di una lite. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione e grazie alle testimonianze di alcuni presenti sono riusciti ad individuare il presunto aggressore e a recuperare il coltello utilizzato. La vittima, un 26enne, è stata trasportata al Policlinico di Messina con ferite all'addome da arma da taglio. E rimaniamo nel messinese, dove un'abitazione è stata divorata dalle fiamme nella tarda serata di ieri ad Aliterme. A perdere la vita Mariano Bonanno, ottantenne, rinvenuto in un angolo della casa, riverso a terra e parzialmente carbonizzato. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato a seguito di un incidente domestico. L'incendio sarebbe partito dal focolare a legna che pare l'uomo utilizzasse per riscaldare l'abitazione. La salma della vittima è stata restituita alla famiglia, che però starebbe valutando se presentare formale denuncia querela per quanto accaduto. E ci spostiamo nell'Agrigentino, dove durante la notte un sedicenne è stato raggiunto da una coltellata finendo al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. Il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una lite durante i festeggiamenti di Carnevale a Ravanusa. I carabinieri hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l'aggressore. È in chiusura l'emergenza migranti a Lampedusa. Durante la notte è stato soccorso un barchino di 7 metri con 45 straniere a bordo, tra cui 7 donne. Sull'imbarcazione è stato trovato anche un cadavere. La polizia sta procedendo ad interrogare i compagni di viaggio dell'uomo deceduto per cercare di ricostruire le circostanze del tragico evento. Il natante era proveniente dalla Tunisia. Durante la stessa notte è stato anche soccorso un altro barchino alla deriva con 37 migranti, inclusi 5 donne e un minore. Complessivamente sono 82 gli stranieri portati all'hotspot, mentre il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Ed è tutto per questa edizione. Nuovi aggiornamenti nel TG Flash delle 18. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.